nuove terapie, nuove innovazioni, grandi progressi da grandi trial, anche in patologie complesse come il carcinoma polmonare di una piccola cellula e il microcitoma, ma anche grande attenzione alla qualità di vita in quest'ASCO 2024. Rossana Verardi, membro della Giunta Nazionale di Agno. E così sempre più la qualità di vita diventa un endpoint rilevante. Certamente è un endpoint rilevante, tanto che tutti gli studi all'ASCO di quest'anno hanno presentato dati inerenti alla qualità della vita, ma ci sono state anche delle presentazioni specifiche proprio come risultato principale relativamente ai PROMS, quindi Patient Reported Outcomes, ovvero quelle necessità che i pazienti esprimono, quegli elementi sulla qualità della vita che possono essere rilevati dai pazienti anche attraverso dei questionari puntuali che ci permettono di comprendere come le cure che noi facciamo abbiano un impatto sulla quotidianità dei nostri pazienti e sugli outcome per l'appunto del loro percorso di cura.